Sì, beh, il quadro che si delinea per le province, ma soprattutto per la città metropolitana di Venezia, che vive una situazione unica in tutta Italia e quindi rispetto alle altre 9 città metropolitane, è un quadro che è non solo triste, ma è anche fortemente preoccupante perché purtroppo oggi, in quella che è la fase di applicazione della norma, si prende consapevolezza di tutti quelli che erano i problemi che noi già avevamo anticipato, vedi il problema del personale, e quindi la maggior parte, ritengo, delle persone, quando si erano espresse sull'utilità o meno dell'ente provincia, lo hanno fatto presi, no, dal dire no, i politici non servono più, e trascurando che invece l'ente era fatto di servizi, di prestazioni, di strutture, ma soprattutto di uomini e di donne che hanno lavorato in tutti questi anni e che di fronte a questa fase di trasformazione stanno perdendo un posto di lavoro. Quindi noi abbiamo adesso, in base all'ultimo emendamento che si sta approvando, delle disposizioni che parlano di riduzione che va dal 30 al 50% del personale, che ovviamente si aggiunge a tutti gli altri servizi che sono chiusi adesso dalla provincia, vedi il problema delle APT e quindi tutto il problema legato al turismo. Io ritengo che, come ho sempre sostenuto, questa è una legge che è stata fatta malissimo, non assolutamente nell'interesse del cittadino, ma che voleva individuare solo un capro espiatorio per la politica da consegnare nelle mani del popolo, perché il popolo si illudesse che attraverso le chiusure delle province si risolveva il problema del bilancio del Paese Italia. Così non è avvenuto. Oggi ci troviamo in una situazione drammatica di un comune capoluogo che tra l'altro non riesce nemmeno a chiudere il bilancio garantendo il patto di stabilità, e dall'altra parte un ente che, nonostante le pesanti riduzioni sia di trasferimenti ma anche di prelievo direttamente da parte del governo, che riguarda ben 28 milioni di euro, riesce oggi a chiudere non solo un bilancio che mantiene il patto di stabilità, ma che anche risulta in tutta la regione Veneto il bilancio e quindi la provincia più virtuosa, che ha saputo soprattutto in questi 5 anni diminuire quello che è il debito che aveva da 116 milioni a circa 56 milioni, quindi una riduzione veramente importante che, se tutti gli enti pubblici avessero adottato nel corso di questo tempo, forse oggi non ci troveremo in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo. Questo alla luce anche comunque di un piano che abbiamo portato avanti in 5 anni, che ci ha visto ridurre ad esempio le società partecipate, che oggi trovano un'imposizione da parte della norma, noi l'abbiamo fatto prima, con 43 società partecipate, oggi arriviamo a circa 11 società partecipate, ma quello che vale la pena dire è che sono tutte società in attivo. Pensiamo all'azienda di trasporti che noi abbiamo, dove siamo soci di maggioranza, che è ATVO, che credo che sia l'unica azienda in Italia che ha saputo non solo chiudere un bilancio con un utile, ma anche dare dividendi a tutti i suoi soci. Questi sono esempi che andrebbero assolutamente non tanto dichiarati quanto presi da altre realtà, per far capire alla gente che se si vuole si può migliorare, si può cambiare, si può rendere questo Paese molto più efficiente ed efficace. Basta avere il coraggio di muoverci, non quando il legislatore te lo impone, ma quando tu lo hai capito come necessità e come forza che il cittadino ti chiede, riesci direttamente a metterlo in atto nella realtà che governi. Dal 1° gennaio anche questa realtà verrà commissariata per un problema che riguarda il comune capoluogo, e quindi inizia già quello che è quel rapporto di condizionamento che il capoluogo crea in tutto il territorio, che ha iniziato a pagarne le spese da molto tempo prima.